Dopo 216 giorni di ritiro in una grotta nelle montagne sopra Palermo, il missionario laico Biagio Conte da 3 giorni ha iniziato anche il digiuno totale. Si alimenta soltanto con acqua e con l'Eucarestia una volta al giorno. A spingerlo al digiuno, come nelle settimane passate davanti alle poste centrali di Palermo, alla Centrale e a Brancaccio, sono i tanti mali che stanno opprimendo la nostra umanità. Sento e mi vado rendendo sempre più conto che questa società non sta migliorando perché ogni uomo, ogni donna non si impegna, non si sacrifica per migliorarla e così aumentano le tante ingiustizie, le violenze, le sopraffazioni e le tante dominazioni con il rischio di una nuova guerra mondiale, dice Conte. Il missionario digiuna e prega. Abbiamo messo Dio da parte, ancora di più l'abbiamo abbandonato. Abbiamo abbandonato il nostro prossimo, cioè il nostro simile, non rispettandolo, non aiutandolo, non accogliendolo, ma ancora più grave, diventiamo sempre più indifferenti ed egoisti. Poi prosegue, preghiamo tutti insieme il buon Dio per scongiurare il rischio di una nuova guerra mondiale e per le tantissime guerre che dilaniano il mondo, per la liberazione definitiva della pandemia dal Covid e da tutte le violenze e le ingiustizie, conclude il missionario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da questa peste, da questo virus. Pace e speranza, coraggio.